Dopo circa 30 anni di precariato arriva la tanto attesa stabilizzazione per 44 lavoratori del comune di Montevago. Sono stati sottoscritti infatti nell'aula consiliare Falcone e Borsellino i contratti a tempo indeterminato. Vengono così stabilizzati 44 lavoratori appartenenti alla categoria A, B e C. Tramite concorso pubblico sono stati assunti a tempo indeterminato anche un assistente sociale, un architetto, un commercialista e un vigile urbano. Le procedure di reclutamento sono state effettuate nei modi e nei termini previsti dalla normativa di riferimento e nel pieno rispetto dei vincoli di carattere economico-finanziario in materia di assunzione di personale. È una giornata storica per il nostro comune, per i lavoratori e per le loro famiglie. Con la firma dei contratti a tempo indeterminato, ha detto il sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, diamo serenità ai lavoratori precari che da 28 anni svolgono un ruolo fondamentale per il comune e che ormai da molto tempo aspettavano risposte da parte delle istituzioni. Applicando così la riforma Madia della pubblica amministrazione siamo riusciti, continua il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, a stabilizzare tutti i precari storici con l'obiettivo di rendere più efficiente la macchina amministrativa e di garantire il diritto al lavoro a queste persone di cui non si può fare a meno per poter assicurare i servizi essenziali ai cittadini. Quindi se tutto questo oggi è stato possibile, insegna un percorso uno spartiacque definitivo, questo lo si deve al lavoro di tutti, di un team di persone che lavorano insieme. Loro, e lo sanno benissimo perché l'ho detto tante volte, come categoria qualunque sia la loro, la A, la B o la C, hanno e rendono questo ente nel male efficiente o meno efficiente, perché ancora una volta ci può essere l'indirizzo politico, ma se poi non ci sono gli uffici che collaborano e lavorano, il lavoro viene dimezzato.